Prima sconfitta esterna, stagionale per l'Akragas, che contro una diretta rivale per non retrocedere cede sul campo partenopeo dello stadio Domenico Iorio di misura ma con tanti rimpianti. La gara inizia veloce, dopo appena una mezz'ora i locali vanno in vantaggio con l'esperto quarantenne Reginaldo, che trasforma dagli 11 metri un penalty decretato dall'arbitro. Un Akragas ancora una volta rimodulato con alcuni innesti a sorpresa, che subisce il bis ad inizio ripresa con Carnevale. La compagine dei Templi corre ai ripari inserendo fresche e con Grillo accorcia le distanze con un gran tiro dalla distanza. E nel momento in cui la compagine dei Templi con tanta rabbia e determinazione si rendeva manovriera e pericolosa in avanti, ecco arrivare il rosso diretto per Rechichi. In inferiorità numerica Cipolla e compagni subiscono il contraccolpo psicologico e al 91esimo subiscono il tris con Dore. Un risultato che risultava un po' troppo severo per la compagine biancazzurra, che con generosità si ripropone in avanti e trova anche il secondo gol con Trombino al 95esimo sugli sviluppi di un calcio di rigore. Finisce 3-2 con tanto rammarico. Adesso domenica prossima all'Esseneto arriva il derby contro il Canicattì per un'altra battaglia campale tutta da vivere. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati delle altre squadre partecipanti alla Serie D del girone I. La Ciriala ha battuto la Gioiese per 1-0, il Canicattì ha perso in casa con la Pimonese per 3-1, il Licea Virtus ha vinto con il Ragusa 2-0, la Mezia ha ceduto alla Mezzia Terme per un risultato di 2-0, l'Ocri Castrovillari è finita 2-2, Reggio Calabria Sant'Agata ha vinto il Sant'Agata 2-1 sul campo di Reggio Calabria, il Trapani ha vinto fuori casa a San Cataldo con il risultato di 1-0, mentre il Portici ha superato i San Luca fuori casa per il 2-1. Ha riposato il Siracusa. È una partita strana, è una partita che è difficile anche da analizzare, perché secondo me il calcio di rigore in favore del Real Casalnuovo ha smontato un po' gli equilibri di quella che è stata una partita, secondo me, fatta fino a quel momento con grande diligenza tattica da parte dei miei giocatori, costruita bene durante la settimana, perché avevamo costruito una partita per cercare le ripartenze, perché sapevamo che loro avrebbero giocato un po' più alti per cercare sta vittoria a tutti i costi, e abbiamo avuto sullo 0-0 alcune ripartenze che però non siamo stati bravi a concretizzare, per cui ci è mancato come al solito un po' di cinismo sotto porta, ci è mancato come al solito il momento di dover far gol, il momento per dover chiudere la partita. Mister, ancora una volta una direzione arbitrale alquanto discutibile. No, basta parlare degli arbitri, perché io non so più che fare, non saprei più che dire, per cui va bene, nel senso che è andata anche oggi così, anche oggi abbiamo subito un calcio di rigore, giusto o meno, forse ce n'erano due per noi, non lo so, ma vedi, poi finisce di parlare degli arbitri, per cui non va bene neanche più questa cosa, va bene, abbiamo portato a casa purtroppo 0 punti, ripeto, ma è stata una partita strana, perché secondo me era stata una partita molto intelligente fino allo 0-0, poi non siamo stati bravi noi nelle ripartenze e loro hanno trovato il calcio di rigore. Secondo me la partita si chiude tutta lì. Finalmente una settimana per preparare la prossima partita col Canicattì. La cercavamo da tanto, una settimana intera per cercare di lavorare, perché non lavoriamo con una settimana tipo da tanto tempo, perché abbiamo giocato domenica, mercoledì, e adesso speriamo di poter riprendere alcune cose, perché l'allenamento è fatto di ripetizione di alcune cose, e prepararci bene alla prossima.